Allora, situazione assurda oggi, mai capitata una Lega Calcio a 8. Veniamo qua, giochiamo, dovevamo giocare alle 22:30, iniziamo alle 22:40, 45, c'è un ritardo sempre di 10 minuti, un quarto d'ora. Appena iniziata la partita, chiara azione da gol, fallo su ultimo uomo, viene sdraiato un nostro giocatore, deve andare fuori, rosso diretto, gli dà il giallo. Calcio di punizione, spinte in aria, fischia, segniamo, sull'1-0 tre giocatori loro vanno via, perché dicono no, noi non possiamo giocare in queste condizioni. Io non so com'è possibile far perdere tempo alla gente. Noi siamo partiti dal centro di Roma, siamo venuti qua a Ostia, abbiamo giocato con un quarto d'ora di ritardo, andremo a casa a mezzanotte per giocare 5 minuti di partita in cui non è successo niente. L'arbitro dà un'ammonizione a loro che deve essere espulsione e a noi ci dà un'ammonizione per proteste proprio a emblema che comunque è stata una partita giocata in 5 minuti corretta. Loro sono andati via, è stato sempre il signor Tonetto che anche all'andata ha fatto polemica, lui fa sempre quello bravo, quello corretto, politica di correct, poi quando uno si gira in campo ti dice la parola sottovoce, magari è meno evidente di noi, è meno vistoso di noi, ma è altrettanto, cioè nel senso è una persona scorretta secondo me. E io non so che altro dire, non so. Dopo 5 minuti di partita tre giocatori da squadra avversaria se ne sono andati. Sono venuti con l'idea di trovare il pretesto per andarsene. Lo so perché avevo già un sentore di questa cosa.